L'arrivo della bara, i figli, i familiari e tanta gente per salutare Petra de Zanette, conosciuta a Treviso, simbolo della lotta contro i tumori. Fuori dalla chiesa, il suo amico Pelé, il pincher che lei amava tanto. Il dolore e le parole della figlia Asia che legge la sua lettera e quella del fratello. Ne avevo ancora tanto bisogno di te. Accompagnami per sempre in questa lunga vita senza di te. Devo tutto a te che mi guardi sorridendo, a te che splendi bella tra il sole, la luna e le stelle, a te che mi hai insegnato ad affrontare sempre con un sorriso le cose brutte della vita. Mi ha insegnato che non sempre le battaglie si possono vincere, di cose da fare e vivere insieme, mano nella mano, ne avevamo ancora tante. Ora accompagnaci per sempre, tu che splendi sorridente tra il sole, la luna e le stelle. Poi un istante di pausa. Asia legge la lettera del fratello Mattia. Cara mamma, oggi ci troviamo qui per dirti addio, ma anche per celebrare la vita straordinaria che hai vissuto. Ogni giorno che ho trascorso con te è stato un dono e sono grato per ogni momento. Ricordo i lunghi viaggi in auto che abbiamo fatto insieme, pieni di avventure, risate e canzoni. Quei momenti mi hanno insegnato l'importanza di esplorare il mondo e di fare tesoro delle esperienze condivise. Presenti alla cerimonia alcuni esponenti della politica e tanti amici della 54enne ex consigliera comunale. A ricordare Petra sono state anche le rappresentanti dell'associazione Acto Triveneto e l'ILT. Petra ha combattuto sempre come una guerriera aiutando e sostenendo chi come lei era stata colpita dalla malattia. Don Franceschetto nella sua omelia ha ricordato come Petra sia stato un dono, una persona che ha vissuto una vita straordinaria, ha sempre creduto in tutto quello che faceva, mettendo però sempre i figli al primo posto. Il rapporto umano, la sua solarità, il suo sguardo, i suoi occhi giungevano al cuore della gente che la incontrava. Ha saputo spendersi per un mandato come consigliere comunale nel comune di Treviso sino al 2018. Accorgersi dei bisogni degli altri era per lei non solo un dovere, ma soprattutto risposta di senso alla sua vita. Testimone forte e resiliente, Petra ha insegnato che con la positività e il sorriso si può affrontare ogni male. Poi l'abbraccio degli amici fuori dalla chiesa che si sono stretti ai figli Asia e Mattia.